Amici di RPL, di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Verna. In collegamento telefonico con noi in questo momento abbiamo il senatore di Fratelli d'Italia, il dottor Luca Ciriani, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia dal 18 luglio del 2018. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie mille. È la prima volta qui in radio, a Radio Padania RPL? Credo proprio di sì. Ecco, allora, grazie mille per aver accettato il nostro invito, così come noi di solito facciamo con i nostri ospiti, le chiedo un po' di raccontarci qual è la sua esperienza e come si è avvicinato al gruppo Fratelli d'Italia. Prego. La mia è una lunga storia di militanza politica. Da quando ero liceale ho militato nella destra, al tempo c'era ancora il movimento sociale, poi ho fatto tutta la mia storia politica a livello locale e regionale. Io sono friulano e in Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, e poi dall'anno scorso sono stato eletto al Senato e un po' incredibilmente Giorgia Meloni mi ha voluto presidente del gruppo e quindi da circa un anno a questa parte faccio anche il presidente del gruppo del Senato. Benissimo. La mia prima esperienza nella Camera nazionale, diciamo così. Benissimo. Per quanto riguarda proprio Fratelli d'Italia, no? Abbiamo visto le ultime elezioni amministrative a Cagliari. Fratelli d'Italia ha conquistato Cagliari. Il secondo partito del centrodestra risulta essere Fratelli d'Italia, giusto? Sì, alcuni sondaggi, al di là delle elezioni europee che sono appena svolte, che sono in crescita, alcuni sondaggi dovrebbero certificare, uso un po' il condizionale, un sorpasso di Fratelli d'Italia, comunque un grosso avvicinamento rispetto a Forza Italia, ed è quello che noi su cui stiamo lavorando ormai da molto tempo, cioè la creazione di un secondo polo in centrodestra alleato alla Lega, che però abbia, come dire, delle caratteristiche di novità e di cambiamento, abbia un progetto che guarda al futuro. Gli amici di Forza Italia invece, secondo me, si sono arroccati in una posizione che naturalmente rispetto, ma che non è la nostra e che è anche un po' diversa dal punto di vista soprattutto delle scelte di politica europea. Poi a livello locale spesso collaboriamo insieme con ottimi risultati. Io posso parlare dell'esperienza friulana che conosco meglio delle altre, però in alcune scelte nazionali nel passato ed europee anche nel presente un po' ci distinguono, e credo che forse la coerenza del messaggio di Fratelli d'Italia abbia un po' la volta fatto brezza negli elettori. Benissimo. Senatore, abbiamo visto negli ultimi giorni le politiche, o meglio, scusi, la bufera sulla questione del CSM. Il Presidente della Repubblica Mattarella oggi al CSM dice un quadro sconcertante ed inaccettabile. L'ha presieduto oggi il CSM il Presidente Mattarella. Lei che ne pensa di tutta questa bufera? Penso che il quadro sia veramente sconcertante e inaccettabile. Penso anche che le rivelazioni della Procura di Perugia abbiano rivelato quello che molti già sapevano, magari non immaginavano a questi livelli, ma che il correntismo da decenni sia la malattia mortale della magistratura italiana. Questo si sapeva già, molti hanno fatto finta di non vedere, molti hanno fatto finta di non capire. L'autonomia della magistratura non può essere autonomia di fare quello che più a cui uno più interessa fare. Bisogna reintrodurre criteri di merito e di professionalità. Quindi noi lavoreremo come gruppo e faremo le nostre proposte affinché questo correntismo esasperato venga finalmente a finire, perché è indecoroso che le logiche con cui si decidono gli alti vertici dell'amministratura italiana siano logiche di potere e non di merito. È anche inaccettabile che la politica tenti di utilizzare l'amministratura per difendersi, come è inaccettabile che la magistratura voglia fare politica. Quindi va fatta una riforma radicale della magistratura con criteri di trasparenza, di merito, e secondo me è anche l'occasione urgente per dire una volta per tutto che è giusto che la politica non faccia interferenze nell'attività del CSM, ma è sacrosanto che chi fa il magistrato faccia solo il magistrato. Se sceglie di fare politica poi smette di fare il magistrato. Benissimo. Senatore, il Premier Conte in questi giorni a Bruxelles si sta parlando della eventuale procedura di infrazione. Questa notte Conte è stato a colloquio con Macron, con la Merkel, in un hotel davanti ad una birra. Si eviterà questa procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, secondo lei? Che cosa prevede? Cosa prevederebbe, ecco? Ma guardi, la mia sensazione, perché è solo una sensazione, è che questa procedura non ci sarà,
che l'Italia è comunque in grado di evitarle adesso con le manovre che sono state annunciate, con i risparmi, con alcune aggiunte di risorse, eccetera, eccetera. Il problema vero non è tanto l'inflazione per maggior debito o per troppo deficit, il problema sarà la manovra del 2020 e l'atteggiamento che l'Unione Europea avrà nei confronti dell'Italia. Quello che è successo alle recenti elezioni europee dovrebbe indurre la politica europea, che purtroppo ancora è maggioritaria, l'asse Partito Socialista, Partito Popolare, Verdi, Liberali, più ne metta, a capire che se hanno fatto questa santa alleanza è perché è arrivato un segnale molto forte dei popoli europei che non è che non vogliono distruggere l'Europa, la vogliono affrontata su criteri diversi. I paradigmi europei, i trattati europei ci hanno condannato 10 anni di recessione economica, è arrivato il momento di capire che bisogna cambiare profondamente. Non, lo dico come esponente di Fratelli d'Italia, non è che io chiedo il via libera per distruggere i conti pubblici italiani, per andare alla bancarotta o per trasformare l'Italia in un paese africano, dal punto di vista della correttezza dei conti pubblici, ma per rilanciare l'economia. Noi abbiamo bisogno di ossigeno per fare investimenti e per ridurre le tasse. Se si capisce questo, allora le elezioni europee saranno servite a qualcosa, altrimenti credo che l'Europa, anziché migliorare, peggiorerà, e il distacco tra popoli e la rappresentanza politica aumenterà anziché diminuirà. Benissimo. L'altro giorno è praticamente passato il decreto crescita. Quali sono le norme principali di questo decreto che possono aiutare l'Italia a crescere secondo lei? Ma guardi, al Senato noi non è ancora arrivato, noi abbiamo avuto lo sblocco ai cantieri che abbiamo donato. Il decreto crescita credo che venga approvato oggi dalla Camera. Noi abbiamo come sempre cercato di migliorarlo per le parti che secondo me potevano essere migliorate. Ci sono sicuramente alcune questioni che noi abbiamo condiviso, altre un po' meno. Purtroppo ne registriamo che sia per lo sblocco ai cantieri che per il decreto crescita le buone intenzioni spesso vengono frenate dalla presenza, ahimè, di una componente grillina, non di tutto, ma di una buona componente grillina che secondo me è una componente sostanzialmente di sinistra sul piano dell'ideologia politica e anche dell'approccio culturale e economico. Per cui ho la sensazione che anche le migliori intenzioni alla fine non riescano a trasformarsi in realtà. Noi come sempre appoggeremo e voteremo a favore di quei provvedimenti che sono in linea e in coerenza con il nostro programma elettorale del centrodestra. Sulle altre no, speriamo, e se vedremo al Senato, ad esempio c'è una proposta della flat tax incrementale che sarebbe l'avvio del progetto di fondo delle tasse che speriamo si possa realizzare l'anno prossimo. Benissimo. Per quanto riguarda invece il fronte immigrazione, voi di Fratelli d'Italia che soluzione avreste per questo fenomeno? Guardi, la chiusura dei porti è stata sicuramente una scelta che abbiamo condiviso, la fermezza del governo su questa linea l'abbiamo condivisa perché ha segnato un cambiamento di mentalità, un salto di paradigma di cui il Paese aveva estrema necessità, urgenza e necessità. Però credo che la strada vera, quella risolutiva, sia il blocco navale al largo della Libia, da realizzarsi insieme alle altre forze europee in collaborazione con quel che resta del governo libico in grado ancora di dare una mano all'Italia, perché altrimenti temo che lo stillicidio di arrivi, manovrati o non manovrati dall'ONG, continuerà. E quindi questa secondo me è la strada vera, che evita le partenze, evita i soccorsi in mare, evita le tragedie in mare. Segnalo però agli amici di Radio Padani che noi abbiamo un altro fronte aperto su cui io personalmente insisto molto, essendo friulano, che è il confine orientale. Proprio stamattina a Trieste le forze dell'ordine hanno fermato 100 pakistani che attraversavano il confine dalle parti di Trieste, da Tarvisio a Trieste. La rotta balcanica, dopo che i porti sono stati chiusi, rischia di diventare la nuova emergenza, su cui io da tempo sollecito che la politica accenda i fari, perché si tratta di una questione molto importante, secondo me sottovalutata. Benissimo. Senatore, io la ringrazio per essere stato qui con noi ospite. Grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie altrettanto a voi. Allora, grazie mille a Luca Ciriani, presidente di Fratelli d'Italia. Adesso in collegamento telefonico con noi, abbiamo un altro amico di RPL, abbiamo il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri. Buongiorno Ettore, ciao.
Buongiorno ragazzi. Grazie mille Ettore, non ti sentivamo da molto, siamo contenti di risentirti oggi. Allora Ettore, Sono contento anche io. Allora Ettore, raccontaci un po' questa settimana al Senato, cosa è successo? È diventato legge il decreto Calabria. Che cosa prevede questo decreto? Il decreto Calabria azzera completamente tutte quelle che erano le malefatte, i magheggi, frutto di una commistione quasi diabolica che si era venuta a creare tra la sanità e la politica. Purtroppo nella sanità la meritocrazia ha lasciato spazio invece alle raccomandazioni, alle pressioni, ai condizionamenti. Questo devo dire non è un fenomeno solo calabrese, le cronache giudiziarie lo stanno a testimoniare. È arrivato il momento di dare un taglio netto, forte, penetrante, severo, in maniera tale che la sanità torni nelle mani dei cittadini e si possa strappare la sanità dalle mani della politica. È giusto che un medico o un dirigente sanitario, se è valido, vada avanti, se non è valido, se non è capace, se non è competente, stia fermo. Purtroppo invece i criteri di selezione che portano poi i soggetti ad assumere la governance delle sanità regionali molto spesso non rispecchiano le capacità, ma rispecchiano semplicemente le amicizie politiche. Sì. Senti Ettore, poi che altro è successo in questa settimana al Senato? Beh, noi abbiamo naturalmente lavorato molto in commissione perché c'è il codice rosso, c'è lo sblocca cantieri, abbiamo la necessità di sbloccare le risorse finanziarie perché le opere pubbliche sono la priorità, voi lo sapete, di questo governo. Sì. Quindi è necessario da una parte sbloccare le procedure che tengono fermi i cantieri e dall'altra però liberare anche le risorse finanziarie perché le imprese possano proseguire nella loro attività. Sono due provvedimenti che stanno andando di pari passo. Noi abbiamo fatto lo sblocca cantieri, la Camera ha fatto e sta facendo il decreto crescita e queste sono due delle gambe del nostro tavolo sul quale poggia poi quello che sarà il futuro di questo paese. Abbiamo necessità di tagliare le tasse e di realizzare opere pubbliche, è attraverso questa strada che è possibile poi spingere sul PIL. Ecco, senti Ettore, il rapporto annuale dell'Istat descrive l'Italia, fotografa l'Italia come un paese impaurito. Dice una doppia recessione per l'Italia sia economica che demografica. Tu come commenti questo? Ma guarda, io ti dico che è da quando abbiamo iniziato questa esperienza di governo che veniamo accompagnati da voci apocalittiche che delineano degli scenari assolutamente bui. Andiamo a guardarci i dati del primo trimestre del 2019. Andiamo quindi a prendere atto finalmente e facciamolo però con orgoglio, e questo orgoglio portiamolo anche a Bruxelles, che dice che effettivamente nelle esportazioni siamo cresciuti, che è cresciuta la nostra produzione industriale, che grazie al decreto dignità, che è stato criticatissimo, tu lo ricorderai, quando venne emanato e che invece adesso ci dà atto che in questo momento ci sono 376.000 dipendenti in più rispetto al 2018. Ci sono 223.000 persone che hanno un contratto stabile, quindi sono famiglie che possono programmarsi un futuro, possono pianificarsi un figlio, possono entrare in banca e chiedere un mutuo. Ecco, sono dati positivi che noi dobbiamo portare a Bruxelles e far vedere che fino a prova contraria la Germania sta viaggiando allo 0,5% in retrocessione tecnica, in recessione tecnica. L'Italia è uscita dalla recessione tecnica, l'Italia ha messo un segno più su tante voci, anche sul gettito fiscale, pensate, abbiamo un gettito tributario ed extratributario che ci ha portato poi a realizzare anche un piccolo tesoretto
E questi sono tutti indicatori economici che danno atto di uno stato di salute. Certo, l'Europa sta attraversando, un po' come tutto il mondo, un ciclo di contrazione economica. Tutti i paesi hanno rivisto le stime di crescita da ottobre dell'anno scorso ad oggi, ma noi certamente siamo tra quelli che hanno portato più stimolo all'economia. Sì, senti Ettore, per quanto riguarda invece la questione Europa, no? La lettera scritta dal Premier Conte all'Europa e la eventuale procedura di infrazione, che ne pensi? Cosa c'è scritto nella lettera? Ecco. Allora, nella lettera è scritto prima di tutto che noi siamo abbondantemente sotto la fatidica soglia del 3%. Il DEF prevede il 2,4%, noi portiamo i dati che certificano un 2,1%. La lettera dà atto che in questo momento deve l'Europa prendere atto del fatto che sta trattando con la seconda potenza manifatturiera d'Europa, con un paese che ha una capacità di risparmio privato che non ha pari all'estero, e con un'altra grande potenza nelle esportazioni. Tutti questi fattori, uniti al fatto che abbiamo la possibilità anche di mettere 7 miliardi e portarli in dote per quelli che saranno gli obiettivi di medio e di lungo termine, devono rassicurare l'Europa. La sensazione che si ha è che questa contesa abbia da una parte sì una base di carattere economico, ma dall'altra è che forse c'è un qualcosa anche di politico. E questo non va bene, perché comunque la contesa politica deve stare fuori da quello che è il confronto leale di quelli che sono i dati Sì. economici. Benissimo. Senti Ettore, che si dice nella tua Sardegna? Tu ci hai sempre ricordato che nel weekend ritorni in Sardegna. Oggi sei in Sardegna o sei a Roma? Io in questo momento sono in Sardegna. Sei in Sardegna. Io rientro sempre, perché poi dalla mia isola traggo quelle che sono le energie che mi servono per andare avanti. Oggi dove sei proprio? In questo momento sono in un paesino che si chiama Aggius. È un paesino veramente di pochissimi abitanti e che ha una particolarità. Sì. Le case sono costruite tutte in granito e quindi è veramente una cartolina stupenda. Peraltro poi sono delle giornate meravigliose, queste. Dispiace che una risorsa naturale, paesaggistica, vivente come l'isola della Sardegna non possa effettivamente trasformare tutto questo in un PIL, in una produttività, in un'economia più florida. Ma insomma, noi siamo dei grandissimi sognatori. Questo è un paesaggio che ti fa sognare, che ti fa delineare davanti delle visioni, e io immagino che anche quest'isola poi piano piano riuscirà ad arrivare insomma ad un livello di benessere che sia talmente equo, solidale da poter effettivamente soddisfare tutti. Benissimo Ettore, allora grazie mille per essere stato come al solito qui con noi, buona giornata e ci risentiamo presto. Grazie mille. A presto, buon lavoro. Grazie mille a Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle. Adesso chiedo a Roberto dalla regia, abbiamo in collegamento telefonico con noi Narda Frisoni, nuova conduttrice del nuovo programma in onda oggi dalle 13 alle 14 che si chiama Dalle parole ai fatti. Ciao Narda, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Buongiorno, allora Narda, raccontaci un po' oggi su cosa ti focalizzerai, ecco, e chi ospite avrai. Allora, oggi ovviamente parleremo con il relatore del decreto legge crescita, l'onorevole Giulio Centemero, con il quale tratteremo un po' i temi, diciamo, di questi giorni, ovvero le tematiche salienti del decreto, ma anche quello che sta succedendo, perché oggi alle 14:15 è stata appunto convocata l'aula nella quale appunto si spera che questo decreto venga licenziato finalmente, quindi siamo tutti in trepidante attesa. Poi parleremo con l'onorevole Massimiliano Capitanio,
segretario commissione RAI, con il quale parleremo insomma di tutto quello che sta succedendo un po' in questi giorni in commissione per quanto riguarda la questione del presidente FOA. Sì. E estenderemo un po' la questione anche a livello, diciamo, generale, quindi dei rapporti con il presidente Conte, che oggi è a Bruxelles, e le varie dinamiche insomma che stanno capitando in questi giorni nel governo. Ecco, diciamo che faremo un po' una panoramica generale. Perfetto, quindi da oggi parte questo tuo nuovo programma, tutti i venerdì dalle 13 alle 14. Allora Narda, ti auguro un in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille anche a te. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ci sentiamo più tardi. Grazie mille a te, grazie mille a Narda Frisoni. Allora, guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Vediamo un po' dall'Ansa.it quali sono le ultime notizie. Abbiamo detto il Presidente della Repubblica Mattarella al Consiglio Superiore della Magistratura dice quadro sconcertante ed inaccettabile. Il Capo dello Stato ha presieduto il plenum con l'insediamento di 2 nuovi componenti togati. Oggi si volta pagina, la reazione del Consiglio è stato il primo passo per il recupero della credibilità. Altra notizia, la Lega in pressing sulle tasse, Conte dice al lavoro, al tavolo quanto prima. Salvini in un colloquio con il Corriere della Sera ha dichiarato taglio per 10 miliardi o me ne vado. Poi altre notizie, c'è stata una scossa di magnitudo di 5.2 in Francia, nessun danno alle persone, qualche crepa ma senza conseguenze. Una scossa di magnitudo 5.2 sulla scala Richter con epicentro nel dipartimento Maine-et-Loire nell'ovest della Francia. È stato avvertito questa mattina fino in Bretagna ed in Aquitania. Altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Vediamo un po' che altre notizie ci sono. Tensione Iran e USA, le compagnie aeree cambiano le rotte. E poi una notizia che riguarda le imprese, Luxottica, il gruppo assume a tempo indeterminato con orario a flessibilità sostenibile 1.150 dipendenti. Lo prevede il nuovo contratto integrativo per gli oltre 11.000 addetti che lavorano negli stabilimenti di Agordo e Sedico ed anche nello stabilimento di Cencenighe e poi a Rovereto, Lauriano ed anche nella sede di Milano. Ancora a Lampedusa nelle ultime ore sono sbarcati 100 migranti. E poi un'altra notizia di cronaca, maltrattamenti ai bambini, sono state sospese 6 maestre nel Palermitano. Allora, grazie a tutti per averci seguito, grazie a Roberto Colombo dalla regia per essere stato qui con noi. Buon weekend a tutti, buon pranzo. Vi ricordo appunto l'appuntamento alle 13 con Narda Frisoni, con il nuovo programma Dalle Parole ai Fatti e poi appunto tutti i programmi a seguire della giornata. Buona giornata a tutti. Il punto politico di Pierluigi Pellegrin, un bicchierino di grappa davanti al camino. Dalle 19 alle 21 ogni